Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in Consiglio regionale accompagnata da due ospiti d'eccezione. Io sono Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde e in questi anni mi sto dedicando, pur provenendo dalla pianura, di montagna. Questo per un semplice motivo, perché la montagna purtroppo è un tema che in questo Consiglio regionale viene trattato molto poco o viene trattato per delle priorità che io non reputo siano coincidenti con le reali necessità espresse dai cittadini delle aree montane. Per questo motivo, per una condivisione anche di tipo culturale, ho chiesto a Luca Pianesi e a Pietro Lacasella di venire in Consiglio regionale. Perché? Perché loro sono due dei protagonisti di un progetto editoriale molto interessante, un quotidiano online che si chiama L'Altra Montagna ed è di recente ideazione e pubblicazione. Con questo quotidiano io in queste settimane sto aprendo ulteriormente la mia visione e ricevendo ulteriori sollecitazioni rispetto alle necessità della montagna. Con questo quotidiano viene messa sulla piattaforma web, viene messa a disposizione dei cittadini una serie di contenuti di estremo valore culturale e concreto. E per questo motivo ho chiesto di venire qui a Luca e a Pietro per cercare di dare un contributo in più anche a questo Consiglio regionale, per cercare di pubblicizzare quello che può essere uno strumento utile a tutti coloro che scrivono, che discutono, che votano questioni legate alla montagna. Oggi in Consiglio regionale del Veneto, in questi anni, in questi mesi, si parla di montagna prettamente per tre motivi. Uno, le famose Starlight Room, le camere con vista oltre i 1600 metri. E questo progetto di pensare di individuare in una strategia per le politiche montane il turismo di lusso come una strada. Due, per la viabilità silvopastorale e i pass gratuiti per i cacciatori, quindi un'ulteriore derubricazione di quelle che sono le norme di tutela di strade che sono di estrema delicatezza e estremamente importante per la gestione forestale. E tre, perché noi continuiamo ormai da 4 anni a ribadire un concetto, torniamo a parlare di politiche per la montagna, di politiche sociali, di politiche ambientali, di politiche del lavoro, di filiera, invece di spendere 120 milioni per una dannata pista da bob, che è davvero dannata, come si può vedere anche in queste settimane. Quindi ecco, per cercare di superare questi tre argomenti tematici che hanno condotto il Veneto a non concentrarsi sulle altre problematiche, dalla questione foreste e del bostrico fino alle questioni appunto di emancipazione poi lavorativa, di politiche abitative, ecco che ho chiesto a Pietro e a Luca di darci un nuovo spazio, una nuova possibilità di analisi. Quindi lascio immediatamente la parola a Luca Pianesi, che è direttore del Dolomiti e dell'Altra Montagna, per raccontarci un po' com'è nata l'idea dell'Altra Montagna. Allora, grazie a tutti, grazie Cristina. Per noi è davvero un momento importante, siamo veramente molto orgogliosi di questo invito perché tutto è nato a Trento, come diceva Disney, no? Tutto è nato con un topo, tutto è nato a Trento invece, e oggi siamo qua a Venezia, Palazzo della Regione, bellissimo posto, e pensare che è partito tutto con 4 persone, 4 ragazzi, all'epoca poco più che trentenni, adesso un pochettino più vicino ai 40, che hanno deciso di mettersi in proprio, di caricarsi la loro vita sulle loro spalle e di fondare un giornale, il Dolomiti, un giornale che è partito dentro una stanza di 4 metri per 3 con un bagno che era una turca, non avevamo nemmeno il bagno, non avevamo il riscaldamento, sembra quelle storie un po' dal garage, delle start-up, eccetera. Noi eravamo un piano rialzato, ma era peggio che un garage, devo dire. E niente, siamo partiti, il progetto è andato benissimo, piano piano è cresciuto sempre di più e oggi, di fatto, il Dolomiti è uno dei principali organi di informazione del Nord-Est. Questo nome ci permette di andare oltre alla semplice provincia di Trento, ma ormai ci occupiamo stabilmente della provincia di Belluno, infatti a Pista di Cortina, insomma è un tema che tocchiamo e stiamo toccando anche con il Dolomiti, e l'Alto Adige, tutto il Garda, l'Alto Veronese, l'Alto Vicentino, il Trevigiano, insomma gli orizzonti si sono ampliati sempre di più.
2 anni fa abbiamo festeggiato, abbiamo superato le 50 milioni di pagine visualizzate, pensavamo fosse un record assoluto, invece l'anno scorso ne abbiamo fatto 87 milioni. Insomma, è un giornale ormai che si posiziona in un range di quotidiani nazionali, di fatto, pur essendo glocal. Mentre facevamo tutto questo, ci siamo incontrati con Pietro, uno di quegli incontri un po' casuali, forse al Trento Film Festival, c'eravate te, Michele Argenta, che è un altro dei ragazzi che partecipa a questo progetto in maniera attiva insieme a Sofia Farina e a Luigi Torregiani. E ci vediamo per un caffè, ti va quelle cose che dici ma magari perdo tempo, è meglio se continuo a lavorare, invece alla fine gli incontri anche di persona, e infatti ci tenevamo anche ad essere qua anche per incontrarci, per vederci, alla fine fanno sempre nascere qualcosa ed è nato qualcosa. Abbiamo iniziato a progettare questo quotidiano che ha una visione nazionale. Noi vogliamo raccontare le terre alte, ma non solo le Dolomiti, se no bastava il Dolomiti, ma anche le altre montagne e quindi l'altra montagna. E parlando di montagna si parla di tutto, ovviamente, si parla soprattutto del grande tema che ci riguarderà e che riguarderà i nostri figli e le future generazioni da qui a 50-60 anni, cioè in realtà non da qui, dovrebbe essere partito già 30 anni fa, però che è quello dei cambiamenti climatici. Che ormai determina qualsiasi condizione della vita sociale, economica, politica. E parlando di montagna si può parlare appunto di futuro. Con i cambiamenti climatici gli studi dicono che la popolazione tornerà ad alzarsi, quindi si tornerà a ripopolare le altre montagne, non solo quelle da cartolina, quelle promosse dalle aziende per il turismo, dalle APT. Ma quelle dove servono i servizi, dove devono tornare gli ospedali, il trasporto pubblico. Pensiamo qual è la situazione attuale del bellunese con i problemi che hanno con i trasporti, con le corse che saltano quotidianamente, la rincorsa ai medici, agli infermieri, insomma ci sono tematiche che già chi vive nelle terre alte sta vivendo, ma che probabilmente interesseranno ancora più persone. E poi c'è tutto quanto il tema, la partita del turismo, quindi di a quale industria affidarci. Lo sci, la monocultura dello sci ha strappato dalla povertà intere popolazioni, perché va detto che dagli anni 60 in poi, pensiamo all'Alto Adige, cosa è stato lo sci, quanto è stato importante, ma oggi chiaramente bisogna darsi un orizzonte diverso, bisogna guardare le cose con una prospettiva nuova. E per questo abbiamo fatto nascere l'Altra Montagna, per parlare di queste tematiche, per avere uno sguardo analitico, uno sguardo attento all'ambiente, ma non ideologico. Cerchiamo di appoggiarci alla scienza, agli studi, alle ricerche e quindi di uscire dal preconcetto e dal pregiudizio e cercare di portarci dietro più persone possibili. Il focus è un focus aperto, cioè non vogliamo parlare solo agli addetti ai lavori, ma la nostra aspirazione è quella di diventare il primo giornale a livello di posizionamento che si occupa di queste tematiche e di approfondirle a tutto tondo, cioè dall'Etna all'Ortles, per intenderci. Per farlo abbiamo creato una struttura, abbiamo tutto un comitato scientifico, abbiamo una linea editoriale che adesso farei spiegare a Pietro, che è il curatore del progetto e che è stato l'anima comunque di questa iniziativa. Noi ci abbiamo messo il nostro, ci abbiamo messo alle spalle un giornale che comunque ormai è solido ed è molto letto. Lui ci ha messo la sua passione, le sue idee che già portava avanti anche su altorilievo, voci di montagna, e la rete di relazioni, contatti che aveva, che è di altissimo livello, perché è un ragazzo che è molto stimato e aggiungo anche una cosetta che comunque ci tengo a dire: da quel caffè sono nate delle belle amicizie che penso sia anche la cosa che si riversa poi nel prodotto lavoro, cioè sono tutte persone che alla fine si vogliono bene, si stimano e si relazionano in un modo che speriamo sia un modo positivo. Quando abbiamo fatto nascere il Dolomiti abbiamo fatto
l'abbiamo fatto nascere anche per questo, per crearci un ambiente di lavoro che in qualche modo ci assomigliasse e ci rispecchiasse. Per dire, abbiamo 2 cani in redazione, cioè il mio che è un lagotto romagnolo, si chiama Giotto, e poi c'è Tessa, abbiamo il biliardino e ci sfidiamo continuamente. Insomma, cerchiamo di... ci siamo creati un nido dal quale parlare a tutto il mondo, e speriamo che l'altra montagna riesca a fare di più, ma non speriamo, sono sicuro che sarà così. Ottimo, grazie mille, grazie davvero Luca. Grazie E Cristina. d'altronde i migliori progetti, come anche la buona politica, si fa esclusivamente se c'è amicizia, fiducia e stima, per cui questo mi sa che è un gran punto di partenza. Pietro Lacasella, tu sei un antropologo e sei una persona poliedrica che si è dedicata al cercare di raccontare la montagna a 360 gradi da un punto di vista veneto, vicentino, che ha saputo conquistare tante persone. E ora sei curatore dell'altra montagna. Ci racconti in che cosa significa il tuo lavoro, in cosa consiste e qual è la linea che stai cercando di dare a questo quotidiano? Buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille Cristina per l'invito. Un invito che tra l'altro coincide con il primo mese dell'altra montagna. Oggi l'altra montagna festeggia il suo primo mese, per cui ecco una piacevole coincidenza. Allora, come è strutturato il portale dell'altra montagna? Il portale dell'altra montagna sostanzialmente si sviluppa in 3 grandi sezioni, anzi 4. La prima, è la più grande di tutte, è ovviamente dedicata agli articoli di approfondimento, interviste e articoli che ovviamente si attengono alle esigenze dettate dalla cronaca e dall'attualità. Per questa prima sezione abbiamo deciso di coinvolgere 40 collaboratori, una rosa molto ampia, eterogenea. Perché così eterogenea? Perché il nostro auspicio, la nostra speranza è quella di riuscire attraverso questa pluralità sia geografica che culturale, formativa, il nostro desiderio è quello di provare a raccontare in maniera più dettagliata possibile il carattere caleidoscopico dei territori montani, dove ogni valle presenta una sua particolare peculiarità e dove ogni valle può fare vanto di caratteristiche che la rendono unica, singolare. A questa prima sezione si accompagna una sezione dedicata al mondo dei podcast. Abbiamo un podcast di nostra produzione a cadenza settimanale che si intitola Un quarto d'ora per acclimatarsi, nasce da una collaborazione con il Trento Film Festival, e dove proviamo a raccontare i territori montani con lo sguardo di chi li vive, di chi li abita e di chi li studia. E la voce del podcast è Sofia Farina e appunto, come dicevo, la cadenza è settimanale. A questo primo progetto abbiamo intenzione di dare seguito attraverso altri progetti, magari dei podcast serie che si concludono nel giro di qualche episodio. La terza sezione è dedicata ai video, a dei video di approfondimento. Finora ne sono usciti 2. Uno è sugli alberi cresciuti sui frantumi della frana del Vaillant, questi monumenti vegetali alla memoria. Il secondo video invece è dedicato al futuro dello sci. Come diceva il direttore prima, un settore che è estremamente vulnerabile all'innalzamento delle temperature e che pur portando ancora tutt'oggi grandi benefici e grandi sicurezze economiche a molti territori montani, deve essere ripensato. Un'economia turistica, un settore turistico che deve essere ripensato e calibrato sul clima che cambia. Ecco, a queste 3 principali sezioni se ne aggiunge un'altra che è laterale, ma non per questo meno importante, ed è una sezione dedicata alle considerazioni, ai pensieri, ed è offerta ai collaboratori per produrre dei contenuti di carattere soggettivo, ma è anche messa a disposizione di associazioni o di realtà accademiche che hanno intenzione di approfondire, di ricalibrare in forma divulgativa
alcuni approdi scientifici. Con noi già collabora Agenda 17, che è una realtà dell'Università di Ferrara, collabora l'associazione Dislivelli, Protect Our Winters Italia, e poi siamo in fase di organizzazione con l'Università di Padova e con il Museo delle Scienze di Trento. Ecco, a tutta questa struttura può fare affidamento, come già anticipava il direttore, su un comitato scientifico. Comitato scientifico composto da 14 membri, anche questo di carattere eterogeneo come collaboratori, per coprire tutte le linee tematiche che riguardano i territori montani e le terre alte. E niente, questo è il fine. Abbiamo voluto creare un comitato scientifico per evitare di inciampare maldestramente su pericolose derive ideologiche, cosa che purtroppo oggi spesso accade e per cui cerchiamo di mettere le mani avanti. Abbiamo dei punti di riferimento importanti a cui guardare e a cui chiedere consiglio in caso di necessità. Ecco, questo in sintesi è un po' la struttura del progetto. Beh, allora io vi ringrazio di questa condivisione. C'è un'ultima domanda che mi permetto di fare prima eventualmente di lasciare spazio a domande da parte delle persone presenti, che è la seguente. Allora, come dicevo all'inizio, noi abbiamo al momento la discussione riguardo alle politiche montane si sta riducendo in Veneto a poche discussioni. Una di queste però ha assunto una rilevanza anche nazionale da un punto di vista proprio come notizia, che è quella appunto delle Starlight Room, di questo progetto che intende consentire sopra i 1600 metri di realizzare queste camere con vista a cielo a un massimo 2 camere per il momento e quindi che si rivolge al turismo di lusso con una notte che vale dai 300 ai 500 se non di più euro, con un carico in termini di trasporto che può essere addirittura quello dell'utilizzo di elicotteri piuttosto che appunto dell'utilizzo di strade silvopastorali che verrebbero quindi rovinate, della necessità di gestire reflui eccetera, quindi un carico da un punto di vista ambientale importantissimo e come un po' condividevo con i colleghi in questi giorni, il turismo di lusso dal nostro punto di vista non risolverà le problematiche della montagna, non risolverà tantomeno le problematiche della comunità montana e quello che temiamo è che appunto il turismo si riduca a un'esperienza mordi e selfie, punto e stop. Quindi siccome so che vi siete occupati anche di questo tema in maniera anche un po' poliedrica, diversa magari da quella che abbiamo affrontato, del modo con cui stiamo affrontando noi il tema in consiglio, ti chiedo Pietro, cosa è emerso da questa vostra analisi? Da questa nostra analisi è emerso che questa iniziativa rischia di essere sostanzialmente controproducente. Per quale motivo? Perché intanto secondo me nasce anche dalla convinzione che per valorizzare un territorio montano sia sempre necessario calare dall'alto oggetti, strutture non sempre in linea con le caratteristiche del territorio. Sembra quasi che il turista debba sempre essere accompagnato nello sguardo del paesaggio da strutture, quando in realtà la montagna contiene un valore intrinseco. Detto questo, chiusa questa iniziale parentesi, rischia di essere controproducente per quale motivo? Perché è un'iniziativa omologante che va ad omologare il territorio, a creare un'offerta simile in spazi diversi, quando invece le persone spesso salgono in montagna spinte dal desiderio di vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che è capace di rendere un territorio unico. E ecco, queste strutture invece al contrario incentivano l'omologazione e non è un bene. Grazie infinite Pietro. C'è qualche domanda? Ok. Allora lascerei Luca a te una conclusione, anche un messaggio. Voi state rendendo pop una nuova divulgazione culturale sulla montagna da nord a sud. Giusto faccio una domanda così estemporanea. La montagna è pop?
può essere pop? Cioè, questi progetti ci dicono che vogliono raccontarci una montagna del turismo di lusso, ma che, come dire, sia pop da un punto di vista comunicativo, eccetera. E tu cosa ne pensi? Sì, la montagna è pop. Noi ovviamente abbiamo tutto tracciato, no? Essendo un giornale online, abbiamo i dati, i flussi di traffico, eccetera, e gli articoli che riguardano la montagna sono quelli più letti, in assoluto. È pop perché dentro c'è tutto, cioè, come dicevamo prima, cioè, è una sfida globale. Noi non racconteremo lo scalatore che apre la via, e quindi e nemmeno l'impresa di Tizio che è andato in cima all'Everest. Noi racconteremo di fatto, e raccontiamo già da un mese, tra l'altro con grandi risultati, perché devo dire che in un mese abbiamo già superato i 13.000 follower su Facebook, testate che hanno anni di vita, insomma, quindi l'interesse è grande, ma noi raccontiamo la vita delle persone, e tutto quello che viene raccontato può essere letto anche dalla pianura, dai canali di Venezia o dal mare, insomma, perché alla fine sono tematiche talmente ampie e omnicomprensive che appunto ci riguardano tutti e riguardano il nostro futuro soprattutto. Io ho un bambino adesso di 3 anni e a queste cose ormai ci penso quotidianamente, cosa lasceremo a queste nuove generazioni con il mondo che sta cambiando. 2 giorni fa abbiamo fatto un articolo che abbiamo registrato in Alto Adige, la notte d'inverno più calda della storia, cioè 15 gradi di notte in Val Venosta, che sono le temperature che si toccano in piena estate. Cioè, è una cosa pazzesca, il 4 gennaio, cioè nei giorni più freddi dell'anno di fatto. Quindi sono sfide che interessano tutti, quindi sì, è assolutamente pop. E poi noi cercheremo di renderla il più possibile pop, per arrivare a più persone possibili. Grazie infinite. Grazie a te. E quindi chi dobbiamo ringraziare oltre a voi per questo nuovo strumento? E innanzitutto dobbiamo ringraziare la redazione del Dolomiti, che è un grande supporto, e dobbiamo ringraziare Marco Albino Ferrari, è stato ed è tuttora una consulenza, giornalista, scrittore, e focalizzato anche lui sulle terre alte, sui territori montani, con grande esperienza in ambito giornalistico, e lui è stato soprattutto per me un grande supporto nella fase di realizzazione e di strutturazione del portale. E infine dobbiamo ringraziare Sofia Farina, che è probabilmente la mia più stretta collaboratrice, e Michele Argenta e Luigi Torreggiani, che fanno parte di questo comitato ristretto che appunto aiuta in fase redazionale nell'organizzazione dei contributi che devono essere pubblicati. Io ci tengo anche a ringraziare molto Luca Pianesi, il direttore, per questa grandissima disponibilità per la sua grandissima disponibilità e per questa grande opportunità che mi ha e che ci ha offerto. Ottimo, grazie mille. Vabbè, Noi io ringrazio tutti Pietro quanti, e poi la ringraziamo Gazzella. te soprattutto Grazie a voi di per questo invito. Di dar voce e di consentire anche a noi politici di poter avere un altro strumento appunto per essere aggiornati sulla vita in montagna. Oltre a parlare direttamente con i cittadini, è molto importante poter condividere queste esperienze con appunto il più grande numero di popolazione possibile, di pubblico possibile. Grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie a chi ci ha seguito online, e alla prossima, allora, al prossimo articolo di L'Altra Montagna. Grazie Grazie a Cristina. tutti.